La chimica è un'infrastruttura strategica per l'Italia che ha in Porto Marghera un motore importantissimo. Abbiamo chiesto che il governo si faccia carico di dire qual è il futuro della chimica in Italia e che dia indicazioni precise ad ENI. Oggi rischiamo di perdere la sovranità nazionale in questo senso. Con i sindacati abbiamo condiviso di sostenere il percorso comune che regioni Veneto, Emilia Romagna e Lombardia vogliono fare assieme. Un'avvertenza che ha assunto dei toni, dei toni molto preoccupanti, cioè, siamo proprio di fronte all'abbandono della chimica di base in Italia. La presa di posizione della regione è stata una presa importante, però avviene attraverso un allineamento istituzionale che prende tutta l'area padana. È stato molto ben spiegato che l'accordo, da parte della regione intendo, che l'accordo siglato per la chiusura dell'impianto del cracking è un accordo che non va bene, non andava bene e non va bene, deve essere rivisto. Per noi questo non è una cosa di poco conto, è un obiettivo che si è raggiunto dopo mesi e mesi di discussione, dove ovviamente l'ENI ha dato dimostrazione di se stessa. Di tutti gli accordi che ha sottoscritto nei ministeri, ma soprattutto con le regioni, prova ne è che non ha dato mai nessun tipo di corrispondenza. Quindi siamo di fronte a una presa di posizione regionale che tende ovviamente assieme a noi a stigmatizzare alcuni importanti punti. Rivedere quell'accordo che noi non abbiamo sottoscritto al Ministero. Non abbiamo voluto sottoscrivere a livello territoriale quell'accordo lì perché sapevamo cosa voleva dire perdere un impianto di questo genere. Fare un piano di riconversione, un mantenimento della chimica di base e un piano di investimenti seri e misurabili nell'arco di un breve tempo. Risulta esserci un impegno da parte delle istituzioni, in questo caso anche della Regione. Ovvio che siamo ancora in alto mare, perché per esempio la stessa Regione Veneto, l'assessore Donazzan ha detto che Versalis è disponibile agli incontri, ma in realtà noi dobbiamo incontrare ENI e il governo per chiarire tutta questa faccenda dell'avvertenza chimica e della questione di Porto Marghera. Non capiamo che fine fa il cracking, che risulta ufficialmente dalle carte ultime che hanno firmato, che sono state firmate, risulta ormai in fase di chiusura e siamo in alto mare con la chimica verde, anzi non c'è nulla. Sono presenti o magari non danno voce, non danno sostegno alla lotta e per quello